Buongiorno cari amici, benvenuti alla 54esima lezione di Radiestesia Basic del vostro maestro veneziano. Oggi parleremo un po' di portare un po' di pace in casa dopo questo lockdown, e quindi il vostro maestro vi farà vedere dei circuiti che ho già utilizzato in altre pillole, ma con degli approfondimenti. Però prima di fare questo il vostro maestro veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Legare Maestro Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove vi ricordo nel gruppo dei magici arcieri Bertollini alle 20:30 ogni lunedì sera il Legare Maestro Veneziano e coordinate a Milas tengono un percorso esoterico gratuito. Vi ricordo anche la news che praticamente dopo il gruppo alle 21:30 tiene le live gratuite nel suo canale, quindi siete tutti invitati. I link li trovate qui sotto in descrizione e eventualmente se volete lasciare anche un commento in super like il vostro maledetto contento. Prima di iniziare questa lezione il vostro maledetto vi ricorda sempre di utilizzare il cerchio di fuoco, l'ovetto colorato e le meditazioni della stella di Davide che trovate nelle pillole del vostro marietto, e basta andare a cercare, ci sono se non le avete mai fatte, perché bisogna sempre essere protetti quando si entra in contatto con scie energetiche di varie persone. Bene, iniziamo, quindi incominciamo a guardarci bene la nostra croce cosmica che ci dà una protezione. Cercate di sigillarla bene nel subconscio e nell'inconscio, così che non ve la possa rubare nessuno. Guardatela bene attentamente per qualche minuto e poi iniziamo. Guardiamo subito il quadrante radiestesico per la valutazione. Sapete che lo si trova nel sito alcapitano.altevisto.org ed è gratuito. Mettiamo il testimone e chiediamo se questo lavoro su di noi va bene. Quindi chiediamo il pendolino e il pendolino chiaramente ci dice di sì. Vedete? Bene. Fatto questo passiamo al prossimo circuito, che è l'armonia tra le persone. Questo è un circuito radionico da appendere in casa, in ogni parete possibilmente, proprio perché porta armonia, soprattutto in questo periodo di grosse tensioni che siamo stati rinchiusi in casa con magari più del tempo necessario, e quindi molte persone avranno attivato dei sistemi di difesa che magari hanno urtato altri. Quindi questo circuito si stampa e si mette in ogni stanza della propria abitazione, proprio per fare in modo che sia le persone acquisiscono di nuovo una tranquillità, un sonno fisiologico sano e anche un riequilibrio dei chakra. È molto importante questo circuito. Passiamo al prossimo circuito, anche questo molto importante, che è il rilascio emozionale. Quindi noi abbiamo caricato il nostro organismo, i nostri corpi sottili di grandi emozioni negative, quindi lasciamo qui invece il testimone, prendiamo il pendolino e lo vitalizziamo. Vitalizziamo almeno 21 giri, in modo che questa macchina radionica, quando abbiamo finito di usare il pendolino, possiamo piazzarla per almeno un mese in un posto sicuro, in modo che il rilascio emozionale dei nostri corpi sottili, dall'eterico all'astrale e quant'altro, possa incominciare a lavorare bene. Questo è molto importante, che deve essere messo in sintonia con l'armonia tra le persone. E poi dopo utilizziamo un altro circuito molto importante, che è la purezza interiore. Questo circuito psicoemozionale ha bisogno del testimone, non ha bisogno di nient'altro, si usa e si mette, praticamente si piazza questa macchina radionica in un posto sicuro e si lascia fino a quando l'obiettivo non è raggiunto, e quindi a livello psicoemozionale noi riusciamo a riattivare tutti quei meccanismi per sentirci puri a livello interiore. Bene cari amici, detto questo, il vostro maestro veneziano ha finito questa piccola pillola introduttiva. I circuiti potete trovare o nella community del maestro veneziano nel canale, o nei gruppi Facebook, o nel sito alcapitano.altervista.org. Bene cari amici, grazie per l'attenzione e alla prossima, ciao.